non solo dei milanesi, ma della gente per bene, civile e democratica che ne ha le palle piene, di esserci lunedì pomeriggio alle 18 davanti a Palazzo Marino. Quindi lo dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, senza nulla togliere a nessun altro. Adesso il PD si arrampica sugli specchi, Alfano è sempre più imbarazzante, dice poteva andare peggio, sì, potevano dar fuoco al Duomo e a Sant'Ambrogio, effettivamente poteva andare peggio, però è un incapace, l'uomo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Lunedì, ore 18, davanti a casa Pisapia, ovvero sia il comune di Milano che ancora per un anno sarà occupato da una sinistra che troppo spesso coccola gente che va in giro a imbrattare, a sfasciare, a far casino. Basta, la misura è colma. Sono veramente disgustato da quello che ho visto ieri, dal fatto che in ospedale ci siano 11 poliziotti, che ci siano solo 10 balordi fermati che magari si faranno qualche ora di galera, non di più, poi verranno rilasciati e coccolati dalle loro mamme e dai loro papà. Basta, non è più possibile vedere città ridotte in quelle condizioni. Adesso posso ascoltare qualche telefonata per qualche minuto? Ce ne sono due già. L'appuntamento per tanti col volto scoperto, senza caschi, senza maschere antigas, senza bastoni, è per lunedì pomeriggio alle 18 in Piazza della Scala a Milano. Va bene, ti passo la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno, Enzo da Treviso. Buongiorno Matteo. Allora, io ho seguito praticamente ieri sera su una rete locale di Treviso il dibattito dei 4 candidati presidenti alla regione Veneto. Allora, praticamente quello che voglio chiedere a Salvini è questo. Il buon Tosi diceva, ha chiesto a Zaia, che sta aspettando ancora Matteo Salvini che venga in Veneto a spiegare tecnicamente come si fa ad uscire dall'euro e ad applicare la flat tax, insomma. Grazie. Ragazzi, basta ascoltare Radio Padania Libera, Claudio Borghi e Armando Siri ne parlano da settimane e da mesi, sia dell'aliquota fiscale unica al 15%, sia del superamento dell'euro. Con tutta la buona volontà, però oggi c'è una città sfasciata che conta i danni e conta i feriti. Quindi di euro e di flat tax io ricomincerei a parlare da domani mattina, perché qua c'è in ballo qualcosa di più, che è l'incolumità della gente per bene e la difesa delle nostre città. Abbiamo un'altra telefonata? Sì, pronto. Ciao Matteo, Carlo Cassina De Pecchi. Intanto ti faccio i complimenti, questo naturalmente è d'obbligo. Senti, dunque, volevo dire questo. Intanto, non so se l'ha detto qualcun altro, ma la fideiussione a questa gente qua non è stata chiesta, a noi è stata chiesta quando siamo andati a Roma. Faccio rapido, e poi, prima ancora di questo, non era possibile chiedere di chiudere le frontiere? Certo che è possibile, in momenti eccezionali, e quello di ieri era un momento eccezionale ampiamente previsto e prevedibile, si potevano chiudere le frontiere, si dovevano chiudere le frontiere. Esatto. Abbiamo ancora 2 chiamate, Matteo, se hai tempo, le passo. Sì, io ho un quarto d'ora, 20 minuti, non mi manca il tempo. Va bene, d'accordo. Allora, pronto la prima? Sei in diretta, ciao. Pronto? Sì, sei tu. Pronto? Sì. Ciao, sono Graziella da Trecate. Grande segretario, ciao, buona giornata. Non è una buona giornata, perché quello che si è visto ieri è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo. Posso dare un'idea, una piccola idea? Tutti i consiglieri comunali della Lega dovrebbero presentare una mozione da far votare in consiglio contro il ministro Alfano, per farlo andare a casa. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie, se avesse dignità si sarebbe già dimesso, ma è un uomo che abbiamo già visto nel nome della poltrona essere pronto a tutto, al contrario di tutto. Però spero che ci sia tanta gente per bene, non solo leghisti, ma tanti milanesi per bene, tanti Furianzoli per bene, tanti bergamaschi per bene, tanti cittadini per bene. Lunedì pomeriggio alle 18, a volto scoperto, senza mazze, senza scudi, senza bastoni, senza caschi, maschere antigas, roba da matti. Quelle manifestazioni dovrebbero essere bloccate e proibite ancora prima che cominciassero. Un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Margherita, chiamo dalla Valle Seriana, provincia di Bergamo. Buongiorno capitano, io ieri ho visto e ho assistito al TGcom e devo dire che sono rimasta molto sconvolta, però poi ieri sera sul tardi, sulla 7, Mentana ha fatto vedere delle foto in cui si vedevano questi personaggi che sono arrivati al fondo del corteo
che avevano il giubbino, sotto il giubbino zaini, e negli zaini si vedevano chiaramente i segni delle pietre, ma anche all'inizio del corteo tanta gente con gli zaini con le pietre dentro, e io mi chiedo, ma la gente che va al corteo, anche quelli che dicono che partecipano così, ma un po' di educazione civica non ce l'hanno? Non sono capaci di fermarli, di bloccarli, o sono tutti per quanto con mi riguarda responsabili, quelli che fianco ridono, fanno le foto, scherzano, rilasciano interviste, sono altrettanto responsabili rispetto ai cretini che sfasciano le macchine ai negozi. Benissimo. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Pronto, ciao. È caduta forse questa? È caduto Pronto? Matteo? No, è caduto Matteo. Parla che tanto ti sente, intanto che lo ricontattiamo. Dici pure. È caduto Matteo nel senso che è caduta la telefonata, scusatemi, ogni tanto dico delle cose che non stanno molto in tempo. Parla pure, dici pure. Pronto? Sì, sei in diretta. Puoi parlare. Scusa. Niente. No, Volevo sì. ricordare Salvini, perché non si riferisce mai agli alpini? Cioè, l'associazione alpini, se li mette, gli fa qualche proposta, qualcosa, questi qua bloccherebbero anche questa marmaglia in un minuto, non ci mettono poi mica tanto. Non so, gli alpini intervengono in tutte le occasioni, in modo passivo, non sì, attivo. Ho capito. C'è su Radio Padania tutte le settimane c'è la trasmissione degli alpini, magari loro potrebbero fare mettersi loro a disposizione di questa ma ragazzi, iniziativa. ma non scherziamo, dai, non scherziamo. C'è la polizia, ci sono i carabinieri, di cosa stiamo parlando? C'è un ministro che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Adesso dai, gli alpini è giusto che facciano protezione civile, che facciano volontariato, che facciano le cose stupende che fanno e che ci emozionano, ma qua c'è l'ordine pubblico da garantire da chi dovrebbe essere messo in condizione di garantirlo. Infatti, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì. Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Antonella. Ieri sera ho visto il servizio di Mentana e poi c'è stato anche un servizio speciale di Virus che ha fatto vedere un documento che nessuno ha fatto vedere, dove si vedono questi disgraziati qua che sparano i razzi. Sembravano immagini di Beirut, sparavano i razzi all'altezza d'uomo, ma erano razzi che partivano, andavano dalla parte di là. Infatti hanno posto l'accento su questa cosa perché nessuno ha fatto vedere queste immagini e i razzi sono ben altra cosa, oltre a tutto il disastro che hanno fatto, ma una cosa ancora, un passo ancora oltre. Comunque sono rimasta sconcertata, io ho lavorato 20 anni a Milano, ieri mi è pianto il cuore, veramente, non si possono più vedere queste cose qua. Ciao. Ciao, bisognerebbe chiedere lunedì se alle 18 saranno in manifestazione davanti a Palazzo Marino, visto che appunto ha colpito così tanto profondamente questa devastazione. Matteo, se vuoi intervenire tu. Poi ascolto, non ho altro da aggiungere. Abbiamo ancora altre telefonate, allora, va bene. Pronto, sei in diretta, ciao. Sì, grazie. Pronto? Buongiorno Matteo. Io ieri sera sono rimasta veramente meravigliata, uno sdegno profondissimo, assistendo alla trasmissione della Gruber e di dire il questore comunque uno responsabile, la Gruber stessa, il giornalista del Fatto Quotidiano, sempre con il sorriso sulla bocca, sempre con questo viso, con il sorriso come, e poi l'hanno anche detto che dopo tutto questo non è successo più che tanto, insomma ne abbiamo restati 7-8, ha detto, dichiarato. L'unico ieri sera che veramente si è dimostrato serio è stato Severnini, il giornalista Severnini, che lo si capiva anche dal viso che veramente aveva lo sdegno, portava lo sdegno sul viso. Ma questi tre personaggi veramente mi hanno sì vabbè, io già con la Gruber la vedo già sotto un certo aspetto, però pensavo che quest'ore, questo portasse almeno sul viso una serietà a lui, insomma. Vi ringrazio, comunque grande sdegno per quella trasmissione. Grazie mille. Matteo, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao, pronto. Buongiorno, sono Maria da Torino. Complimenti a Matteo, non so come faccia a saltare di qua e di là, comunque che il cielo l'assista. E per quanto riguarda l'ordine pubblico, l'inarrivabile ministro dell'interno aveva già dato prova di sé durante lo sfascio di Roma di quegli hooligans
che manco io sapevo chi fossero, però loro lo sapevano bene, perché quando hanno chiesto all'Olanda di pagare i danni, l'Olanda ha detto che loro avevano preavvisato dell'arrivo di questi facinorosi il governo italiano. Quindi quello è stato il primo esempio di come era in grado questo ministro dell'interno di controllare l'ordine pubblico. E per quanto riguarda Milano, anche a Milano erano previsti da tutta Europa l'arrivo di queste bravissime persone. Quindi vuol dire che non c'è stata prevenzione, non hanno mosso un dito, e quindi era già stato preventivato che potesse andare così, ed è gravissimo questo. Ecco, vi ricordo sempre 30 secondi a telefonata per poter parlare un po' tutti. Abbiamo ancora 2 telefonate, pronto? Giorgio da Monza. Ciao Giorgio. Salvini, omen omen, salvaci Salvini. Rapidissimo, il pizzeraio di Firenze, dove troverai 5 miliardi che la signora Fornero ha fregato ai pensionati? Aumenterà l'IVA? Così l'Italia sarà definitivamente finita. Salvini, ti vogliamo bene, vai avanti così. Ciao. Grazie Giorgio, aspetto anche te, spero lunedì alle ore 18 in Piazza della Scala a Milano, perché non possono passarla liscia. Non dico tanto i teppisti che dovrebbero finire in galera, quanto i politici che hanno permesso che questo accadesse, e poi Alfano il fenomeno dice poteva andare peggio. Un ministro dell'interno che parla così è veramente da ricovero. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao Matteo. Ciao. Ti volevo consigliare un video che hanno pubblicato ieri su YouTube, diciamo del test del 1 maggio a Torino, dove ci sono i sostenitori del PD che lo contestano è molto, molto interessante da far vedere, magari anche tu quando vai in televisione, perché è veramente interessante, contestazioni dei militanti verso il PD per questione Job Act, eccetera. Ciao. Chiarissimo, ho visto anche il militante del PD di Livorno che straccia la tessera e la butta nel cesso, quindi vabbè, questi sono problemi politici del PD. Ieri in piazza Milano c'era qualcosa di ben più preoccupante, e poi le condanne del giorno dopo da parte dei fenomeni che fino al giorno prima dicevano vabbè, ma cosa vuoi che sia, imbrattare qualche vetrina, danneggiare qualche negozio, ecco, piacerebbe che andassero a casa loro a imbrattare, a danneggiare, a bruciargli la macchina. Leggo qualche messaggio. Dirigente del PD di Livorno butta la tessera nel cesso dopo averla usata come carta igienica. Video sul quotidiano libero.it. Poi era quello di cui parlavi tu. Un altro messaggio da Mariella da Corco, dice: ma perché a Roma, per evitare gli scontri con Casa Pound, hanno messo i cancelli e non l'hanno fatto a Milano? Avrebbero messo in gabbia quei delinquenti. E poi ancora: Alfano è la persona sbagliata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Adesso ti ripasso la prima delle 2 telefonate che sono arrivate. Pronto, buongiorno. Pronto, sono Alessandro da Losanna. Pieno supporto alla Lega e a Salvini. Volevo solo dire una cosa breve. Ti seguo anche su Facebook, che hai circa 800.000 followers. Se per ogni post che fai metti sempre anche il link di Radio Padania, che è l'unico mezzo di informazione che abbiamo, la radio si amplierebbe molto. Grazie, ciao. Grazie per il consiglio, vedrò di farlo. Va bene, un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, tu sei in diretta. Pronto? Sei in diretta, parla pure. Ecco, io volevo dire al signor Salvini che non sono gli zingari e gli extracomunitari che fanno quei disastri lì, sono gli anti-europeisti, i comunisti, i fascisti, quelli che passano assieme a Roma, sono tanti, la mafia, e allora tutti dicono che vogliono, ma quando succedono quelle cose lì, tutti quelli che dicono metto l'ordine e se la danno a gambe dopo. La signora ha bisogno di un medico bravo, ce ne sono all'ascolto sicuramente tanti, quindi ieri in piazza c'erano sostanzialmente la mafia, gli anti-europeisti e i fascisti. Vabbè, comunque okay, ci
Suggeriamo delle pilloline di quelle che curano anche i sintomi più preoccupanti, come quello che la signora purtroppo per lei denunciato. Anche un ottico gli servirebbe. Posso darti un attimo il conto corrente, visto che si parlava di Radio Padania, il numero del conto corrente su cui versare i contributi, i regali, come si possiamo dire, gli aiuti nei confronti della nostra radio. È il conto corrente postale 3767 1294. Questi sono il numero, appunto, bastano anche 5, 10 euro, quello che volete. Abbiamo un'altra telefonata, ti passo un'altra telefonata, Matteo. Pronto? Ciao, pronto? Pronto, sei in diretta, parla pure. Buongiorno, ciao Salvini, sono Graziano da Cardano al Campo. Senti, prima cosa, ecco, a me piace sempre quando tu sei umile, semplice, che le persone vedranno che aumenteranno sempre di più, perché in questo modo, con questi capponi che abbiamo il governo, diciamo con quell'arroganza che hanno, avranno poco ancora da andare avanti. E poi una cosa che mi è dispiaciuto ieri vedendo la 7, soprattutto quel Mentana lì, che è una persona viscida, che ormai è fuori di testa, ha fatto vedere alle immagini della Pisapia, della Sale, eccetera, però Di Marroni non ha fatto vedere niente. Questo veramente mi ha molto disgustato, perché veramente io dico, ma eventualmente perché sei fatto vedere tutti gli altri, anche dal Presidente del Consiglio, perché Marroni non l'hai fatto vedere? Va bene, un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Salve, Salvini, grazie per quello che fai. Senti, una cosa importantissima è Radio Padania, cerchiamo di incentivare tutti, perché qui insomma i leghisti ci sono tanti, però qui non pare che tirano fuori qualcosina, sono pochi. A parte questo diciamo che io non guardo più la televisione, ma detto da mio figlio che già l'altro giorno che sapeva che ci venivano fuori sti casini, ci voleva proprio il genio della lampada, e in ogni caso Alfano non mi sembra la persona sbagliata, è proprio il testa di legno che serve in quel caso lì, perché sta facendo esattamente, levando tutti i reati e facendo in modo che si apra un bel buco tappato da questi centri sociali che sono i suoi affiliati. Non penso che sia una cosa diversa, perché insomma adesso vanno alla magistratura e vediamo cosa succede, li lasciano fuori 3 secondi dopo. Leggo un paio di messaggini, Matteo, poi dopo ti lascio la parola. Allora, di messaggini a proposito di ottici, sì. Ma l'avete capito che i black box sono poliziotti dei servizi mascherati? Punto di domanda. Tutto ciò è voluto. Poi ancora, i milanesi se lo meritano perché hanno votato Pisapia. Un altro messaggino, ma il problema è che siamo governati da gente che non è stata eletta. È un governo abusivo. Isa da Parma. Ti passo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì. Sì, volevo dire una cosa d'Alfano, non si offenda Alfano, per amor di Dio sarà una brava persona, però si ritiri perché non è all'altezza di fare questo ministro, ma cerchi di capirla, io glielo dico, non Alfano a casa, ma si ritiri, guardi, mi fa pena. E poi volevo dire una cosa, ma la polizia, Matteo, non poteva usufruire dei getti forti d'acqua e buttarli indietro? Ecco, questa è la domanda. Vai avanti, Matteo, che sei bravissimo. Sì, ma la polizia ha fatto di tutto. Ieri ha usato idranti, ha lanciato 400 lacrimogeni. Il problema è che non dovevano arrivare lì non dovevano essere i poliziotti, poveretti, a intervenire a finire all'ospedale. Lì devono essere le istituzioni italiane del governo serio a bloccare l'arrivo di quelli che arrivavano dall'estero. Per quanto riguarda i delinquenti italiani, siccome ce n'erano tanti anche gli italiani, prenderli di peso quando li hai visti in piazza col casco e il bastone. Se uno scende in via Carducci, nel cuore di Milano, a 2 passi dal Duomo, col casco e il bastone, non gli fai fare neanche 20 centimetri. Lo prendi di peso e lo carichi sulle camionette, e lo rispedisci a calci in culo là da dove è arrivato. Qua non è politica, questo è il minimo della decenza. Io ho pubblicato sulla mia pagina Facebook il video di un cretino totale che si è fatto intervistare al TGCOM 24 dicendo che bello, che bordello, che bello vedere sfasciare sti negozi. A volte ho scoperto un cretinetti che avrà 20 anni, non so che lavoro fanno la sua mamma e il suo papà, ma che non ha rispetto per il lavoro, la fatica e i sacrifici degli altri. Questa è gente che dovrebbe essere rieducata in maniera civile, se non ha dei genitori in grado di farlo, che abbia degli insegnanti, che abbia degli assistenti sociali, che abbia degli assistenti spirituali. Qua si tratta di
fortunatamente un'estrema minoranza, però di un piccolo esercito di rincoglioniti e rispettosi, non sono rivoluzionari, sono degli stronzi. E con gli stronzi non si ragiona normalmente, li si fa ragionare con ogni mezzo necessario. Giusto, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, in questo scenario di brutte notizie vorrei dare a Matteo una buona notizia. Oggi a Moncaglieri siamo riusciti, dopo 1000 difficoltà, a consegnare la lista per le prossime elezioni del 31 maggio, per cui per noi è una buona notizia, è un primo scalino verso una battaglia che è dura e ardua, e quindi invitiamo Salvini, se ha un ritaglio di tempo, ad aiutarci in questa battaglia, in questa roccaforte rossa, dove quei personaggi che si discuteva prima ogni tanto trovano ospitalità. Padania libera tutti, e grazie Matteo per quello che fai. In bocca al lupo, sveglia piemontesi, come sveglia lombardi, forza veneti, 31 maggio date una lezione di partecipazione, di democrazia, aiutateci a sfrattare Alfano, dateci una mano voi. Io vi saluto, vi ringrazio e mi ricollerò più tardi nel corso della giornata. Un abbraccio dalla Liguria intanto. Un abbraccio anche a te Matteo e ciao a tutti, auguri soprattutto, auguri per questa grande fatica che sta facendo, perché veramente riesce a essere dappertutto, ci sta mettendo un impegno davvero grande. Abbiamo ancora 2 telefonate, le ascoltiamo, sono sicura che Matteo ascolterà comunque la radio, quindi vi sente. Pronto la prima? Buongiorno. Pronto. Eccoci. Pronto, Padania Libera. Padania Libera anche a te. Senti, io volevo parlare con Matteo, ma... Stai parlando con Matteo, perché sì, ascolta. Sì, lo so. Sì. Prima di tutto gli dico ciao, perché io l'ho conosciuto dal Parlamento della Padania, via. Io dico che lui fa bene a chiamare a raccolta lunedì a Milano, ma se non vanno in prima fila quegli stronzi di milanesi che hanno avuto le case, le auto e tutto devastate, perché dobbiamo andare noi a difendere degli imbecilli? Perché i milanesi, questi centri sociali, queste cose e via, li hanno sempre voluti, hanno pagato i loro raduni, le loro tane, le loro cose. Io ho solo paura perché ho i figli che lavorano a Milano. Giustamente. Allora, leggo qualche messaggino, perché sono già le 10:57, devo lasciare spazio agli altri conduttori, e soprattutto prima andrà in onda uno spazio parlamentare, il Parlamento del gruppo parlamentare della Camera, che vale la pena appunto di ascoltare. Invece per il resto della giornata ci saranno appunto le linee aperte su questo argomento che è scottante, lo chiamiamo scottante. Questo spazio si chiamerà Milano brucia, Alfano dimettiti. Alfano dimettiti, che è chiaramente Alfano il responsabile di quello che è successo a Milano, perché appunto è stato lasciato succedere, no? Appunto c'erano i telegiornali che dicevano arriveranno il bel block, e se appunto Alfano non guarda il telegiornale non sa quindi che arriveranno i bel block, si domanda che cosa sia lì a fare, visto che non riesce a fare nemmeno questa operazione semplicissima come magari informarsi se è vero oppure non è vero, e soprattutto riuscire nel caso a fermarle. Infatti si è visto il risultato della sua preparazione, del suo fare il ministro. Ecco. Vi leggo qualche messaggino prima di chiudere, di dare la parola ancora alla regia. Dice Samantha, ciao, sono convinta che se c'era sulla Moratti e non Pisapia, l'avvocato dei centri sociali non avrebbe permesso una manifestazione così. Senti i negozianti disperati oggi che lo hanno votato. Ma se sapevano che erano accampati al parco di Trenno, non potevano blindarli prima? Ma al parco di Trenno è legale accamparsi? Oddio, io non sapevo del campo di Trenno, non ho mai saputo che ci fosse un campeggio da quelle parti. Noi tifosi a Bergamo siamo trattati come animali, 10 fanno casino e tutti pagano, in cella e multa da 3.000 euro. Ciao Marco. Con questo appunto chiudo questo spazio di filo diretto, vi risentirete fra una mezz'oretta appunto con Alfredo Lissoni. Ricordo appunto che questo spazio si chiama Milano brucia, Alfano dimettiti, e intanto che chiudo la mia conduzione, lo ripeto anch'io, Alfano va a casa.